Eccoci qua, insomma era un casino qui, adesso cari amici, grazie di essere online. Bene, ho avuto un po' di problemi, ci sono telefoni che vanno a destra e a sinistra, il tuo telefono che sta suonando. Allora, come sapete, anche oggi ci sono le sibille interattive gratuite di Legare Maledetto Veneziano. Comunque abbiamo avuto una partenza col freno tirato. Se volete fare una domanda, nome, data di nascita è una domanda che abbia senso. Intanto inizio a salutare la Maria Gesualdo. Ciao Maria, grazie di essere sempre con noi che ci segui. Vediamo un po'. Per chi non ci conosce ancora, vi voglio ricordare che il Legare Maledetto Veneziano hanno creato questo sito. Questo sito è online dal 2015, è un sito che più o meno visitano qualcosa come 3.000 persone al mese e si può scaricare tranquillamente 20 ebook di radionica, radiestesia e via dicendo. Quindi per le persone che sono le prime armi e vogliono cercare materiale gratuito che non è New Age, no? E parla anche di magia in alcuni tomi della Hilde, qui si può tranquillamente scaricare. In più abbiamo anche una sezione shop dove si può tranquillamente acquistare prodotti di qualità, prodotti che il Legare Maledetto Veneziano, tra cui ad esempio i sigilli di Mosè. Infatti in questi giorni, cioè domani ad esempio, dovremo ufficiare per dei sigilli di persone che si sono affidate a noi. Quindi i nostri sigilli di Mosè che hanno più di 6.000 anni come cultura, conoscenza e via dicendo. Quindi nel sito c'è anche la spiegazione. Poi abbiamo il famoso ormai albero sefirotico, che è un Best Buy, praticamente è come si suol dire, un ciondolo, un amuleto magico di protezione e autoprotezione, fra cui anche quello di Giove e via dicendo. E poi i sigilli di Matt, che soprattutto, visto che siamo dentro quella che per alcuni specialisti è la terza guerra mondiale, può dare sempre una mano. Bene, penso di aver detto tutto. Se c'è qualche domanda, mi raccomando, fatela, perché abbiamo tempo mezz'ora, dopodiché purtroppo il vostro Marietto ha anche come si dice, un'operazione da fare. Salutiamo la nostra Ilde che va per una multinazionale, esce in questo momento. Bene. Detto questo, vi ricordiamo che lavoriamo anche con riti operativi di alta magia, per chi vuole riti propiziatori, e ho fatto alcune pillole in questo momento, in questo periodo in cui spiego alcune cose. Vi ricordo che Marietto ha 2.800 video più o meno, Ilde sui 1.500, 1.200. Poi operiamo anche per protocolli energetici per pulire dai vaccini affini, insomma, per tutte quelle persone che, insomma, E se volete potete scaricare gratuitamente dal sito l'ebook, che in questo momento è tra i più gettonati. Ci sono 30 circuiti gratuiti in cui il vostro Marietto ha fatto delle pillole in cui spiego come utilizzare, ad esempio, questo circuito, questo, insomma, tutti quelli che voi vedete generalmente che posto. Bene, comunque riprendiamo un po' il discorso. Per chi vuole fare domande, mi raccomando, cari amici, nome, data di nascita e poi una domanda che abbia un senso compiuto, insomma, nel senso che abbia degli appigli per le varie scene energetiche in cui ci si può aggrappare in modo facilmente. Vediamo un po' se c'è qualche domanda. Vedo che c'è Jessica. Ciao Jessica, grazie di avermi salutato. Vedo, buonasera a voi, Danno, sono chiuso verso la mia vita, vediamo un po'. Vediamo un po' che c'è una domandina di una persona, vediamo un po' se questa persona qua è fattibile. Voilà, buonasera, abbiamo la 227. Buonasera a voi. Dopo tanti anni di chiusura, di estrema chiusura verso la vita, sento per la prima volta che come se stesse avvicinando a me l'amore, quello vero, appunto. Chiedo di tale energie.
Vediamo un po' la nostra Alessia, l'Alessia del 99, quindi è una ragazza giovanissima, e parla e chiede di queste energie. Vediamo un po' cosa si può dire alle sibille per la nostra Alessia del 99. Beh, Alessia, vedo che c'è il taglio, scusate perché Alessia, il taglio è un taglio importante, è un taglio in cui sembra che o tu hai pensato o c'è qualcuno di importante che sta pensando a te e ti ha protetto. Insomma, questo amore, se amore è, ci sono state vicino a te persone che o ti hanno protetto o hanno vegliato o hanno pensato come risolvere questa situazione. Vediamo il passato, vediamo il presente, vediamo il futuro. Vediamo un po'. Allora, mi chiedi un po' di questo amore forse universale, non so, non riesco bene a intuire se è un amore universale. Beh, comunque vediamo un po' come la storia. Allora, io vedo che nel passato tu parli di una chiusura, ma io vedo che sei una persona ricca di conoscenze, o hai conosciuto gente che ti ha arricchito a livello sia materiale che anche intellettuale, e vedo però che c'è stato un periodo che le hai sentite tutte le campane, tutto è il contrario di tutto. Vedi qua, questa è una carta di discrepanza. Ma nel passato diciamo che coi tempi che corrono, visto che sei del 99, sei una persona giovane, molto giovane, diciamo che fondamentalmente non è stata proprio durissima, almeno negli ultimi tempi. Certo, certo che qualche bugietta o qualcosa che hai avuto nella tua vita di chiusura, se chiusura è stato. Nel presente vedo però che questo amore che stai cercando, sembra che ti si avvicini, vedi, c'è la nemica, le sibille e le bugie, quindi tu stai lavorando, no? Vedi, questa è la carta del lavoro, però nel presente c'è qualcuno che rema contro alla tua felicità, al vero amore, al puro amore. Infatti gelosia, falsità, la nemica, insomma, sono carte impegnative, pesanti, sono carte che insomma lasciano a capire che se il buongiorno si vede al mattino, diciamo che secondo te sembrava che il passato fosse bloccato, ma a me mi sembra che il passato hai avuto sicuramente qualcuno che ha pensato in modo importante a te, forse magari anche era nascosto, certo c'è stato qualche cioè qualche parola positiva e negativa nel senso di tutto e di più, però diciamo che il passato è roseo. Il presente io lo vedo invece un po' che mi sembra che ci siano più scuri che chiari. Vedi, Alessia, c'è qualcuno che sta remando contro, dici bugie ed è geloso di te. Vedo però che tu ti stai impegnando. Per il futuro, che fondamentalmente è la cosa più importante, vedi, questa linea ci indica che sta, perché sei una ragazza che ti applicherai, ma sembra che sta per tornare qualcosa di importante nella tua vita. Forse un viaggio? Forse un cambiamento? Questo è un grande punto di domanda, Alessia, però diciamo che la linea presente, se tu pensi che quello che sta arrivando è puro amore, io avrei delle riserve. Nel futuro vedo che tornerà qualcuno al tuo passato perché stai lavorando bene e vedo che ci sarà un cambiamento, però purtroppo questo amore che tu vedi arrivare, io lo vedo, perché aspetta che lo togliamo perché non si vede, vedo che bloccato, lo vedrai andare via e cercherai di metterlo a posto. Quindi diciamo così, Alessia, la situazione, come dici tu, nel passato era un po' così, ma io vedo che c'è stato negli ultimi tempi in movimento nella direzione giusta. Poi ho un'amica, ho qualcuno che ha frenato il tuo entusiasmo e poi vedo che nel futuro prossimo c'è un entusiasmo a ritornare a qualcosa che già conoscevi, però poi c'è un blocco importante. Il futuro come sarà di questo vero amore che senti?
ti vedo piangere, molto probabilmente sarai seguito da una persona che ha delle qualità importanti e raggiungerai sicuramente delle conoscenze sia a livello, sembra che incontrerai qualcuno di veramente forte, con dei doni, delle qualità. Però devi stare attento perché ti vedo piangere e ti vedo, come si suol dire, ammalata. Quindi attenzione, non ammalata fisicamente, ma delle prove che devi mettere a posto perché vedi qui piange. Quindi attenzione, Alessia, stai molto attenta perché non è tutto oro quello che luccica, devi stare un po' attenta perché non mi sembra una stesa fortissima. Diciamo che lavorerai molto perché sei una ragazza forte, hai delle qualità importanti, sarai avvicinato da una persona importante che però ti farà forse perdere qualche lacrima. Attento. Andiamo avanti. Vediamo questa domandina. Vorrei sapere se Alberto e Jessica totalmente finita. Non ci sono. Allora, più sentire. Jessica del 6 maggio 85, Alberto del 90. Vediamo un po' la nostra Jessica con il nostro Alberto. Va bene, la nostra Jessica del 90 e insomma sembra che qui la cosa con Alberto è finita. Vediamo un po' se ci saranno degli spiragli. Un po' fra Jessica e Alberto. Allora, anche qua c'è un 50-50, Jessica, non è proprio finita, almeno il taglio ci indica che lui ha lavorato, o qualcuno, tu stai lavorando per cucire, poi vedo il dottore che vuole guarire. Insomma, c'è stato sì effettivamente qualcosina di difficile da capire, ma vedo che mi sa che lui ha la domanda se vuol mettere a posto le cose. Sembra che stia lavorando. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po' fra la nostra Jessica e il nostro Alberto, come l'Alberto del 90, scusa, e Jessica dell'85. Scusate, ho sbagliato un po' le date. Vediamo un po'. Allora, nel passato vedo che tu, Jessica, sei stata molto attiva, molto positiva, però ci sono stati dei momenti, dei blocchi importanti con Alberto, vedi? La morte, la prigione. C'è stato qualche spiraglio a livello intimo, forte, però io non capisco la freddura, insomma, il passato non è stato proprio un passato forte, edificante, vedo che ci sono state delle problematiche, vedi la prigione, anzi quando appare il medico, cioè scusa, il sacerdote, è sempre una carta di freddura, quindi effettivamente il passato è stato impegnativo, è stato un passato dove tu ti impegnavi per tenere in piedi la storia e però ci sono stati degli avvenimenti in cui tutto sembrava andare nella strada sbagliata. La domanda è se il nostro Alberto si farà sentire. In questo momento tu aspetti, vedi, ci sei tu col binocolo, stai aspettando e magari parli con amici che ti rincuorano, però la situazione, vedi, c'è l'ammalato vuole guarire, però nella linea presente io vedo te in attesa, vedo che c'è una grande attesa, hai magari parlato con amici e via dicendo, con persone che conoscono Alberto, insomma, ha cercato in modo importante di rimettere la barca dritta. Però Jessica, vediamo la linea del futuro, perché la linea del futuro io ti vedo piangere, vedi qua, quindi anche se lui si farà sentire, perché la domanda si è finita, io vedo che nei prossimi tempi lui è pensieroso e qui c'è l'omaggio prezioso, ma può essere visto in due modi, può essere visto in senso positivo o negativo, e qua vedo piangere lui pensieroso, quindi
lui sta pensando di cercare di risolvere questa situazione, però l'omaggio prezioso può essere, vedi, con la scatoletta mezza piena o mezza vuota, e visto che tu piangerai, mi sa che nei prossimi tempi il raffreddamento sarà importante, sarà un raffreddamento veramente importante. E vedo però, e qua si vede meglio, la Sibilla ci dà un'indicazione, che lui, visto che è più giovane, cercherà di riattivarsi, perché secondo me lui, vedi questa carta qua, pensa di te tante cose buone, però purtroppo c'è la disgrazia. Quindi diciamo che per farsi sentire lui cercherà di studiare qualche strategia per avvicinarsi sempre di più, però sarà un po' bloccato, sebbene lui sappia che tu vali moltissimo, vedi? Questa carta è importantissima perché fa capire che lui ti penserà in modo importante. Ma devi stare attenta, perché vedi, il finale è quello che conta. Io vedo lettere, lui che ti valuta, attenzione, questa carta qua del mercante è sempre la carta del tizio, avrete molte comunicazioni, quindi lui si farà sentire, però entrerà in scena anche una persona molto più grande. Quindi la domanda è totalmente finita? Si farà sentire? Secondo me si farà sentire fra un po', entro un anno molto probabilmente. Però c'è un però. Questa carta qua non mi lascia tranquillo, perché è una sibilla del mercante ed è il tipo che vuole sempre guadagnare, è il tipo che vuole sempre portare a casa il bottino senza sprecare un colpo. E in più vedo che entra in scena nella tua vita una persona invece che ti vorrà bene, una persona che ti proteggerà, una persona che il Gran Signore è sempre secondo me nel prossimo futuro incontrerai un uomo con la U maiuscola che, vedi, c'è il messaggio, che cercherà di conquistarti, cercherà, entro un anno più o meno dovresti, o magari lo conosci già, è un grande punto di domanda questo, perché io non ti conosco la prima volta che fai la domanda, a meno che mi ricorda io. Quindi la domanda è, lui si farà sentire? Molto probabilmente sì. Nei prossimi tempi è difficile e se si farà sentire resterai molto male. Lui però capirà, vedi, il tuo valore, perché questa carta qua non lascia spazio dubbi. Lui sa che tu vali molto, però c'è un però, che lui quando ti scriverà cercherà solamente un guadagno, vedi? Un guadagno importante, e però hai la fortuna che comunicherai anche con una persona più grande che cercherà il tuo bene. Quindi vedo entrare in scena due figure, cioè lui che ritorna molto probabilmente perché capisce il tuo valore importantissimo, e poi una persona più grande, no? Che sarà un uomo con la U maiuscola, potenzialmente forte anche economicamente, ma anche spiritualmente, via dicendo. Quindi aspettati sicuramente nei prossimi mesi qualche delusione, no? Quando lui capirà il tuo valore ti ricontatterà, ma sarà un tipo che vorrà guadagnare su di te. Quindi attenzione, e poi incontrerai sicuramente una persona molto valida nel futuro, un uomo con la U maiuscola. Bene, cari amici, io alla Simona ha già fatto queste domande, ecco la Jessica che ringrazio, e questa l'ha già fatta alla Hilde questa domanda. Cari amici, io vi ringrazio di avermi ascoltato e essere stati in mia compagnia. Sapete che se volete un consulto sono 20 euro 45 minuti con me o con il De Garda. Se invece volete fare domande ancora in modo gratuito, Hilde sarà per voi qui martedì prossimo alle 21:15. Grazie cari amici, e mi raccomando seguite sempre le pillole del vostro Marietto. Noi siamo o sul sito o nei due gruppi Facebook, ormai molti ci conoscono, oppure anche su Telegram ci siamo, questo è chiaro, e via. Vi aspettiamo e fate pure domande per la settimana prossima, martedì, online gratuite con il De Garda, oppure col vostro Marietto
giovedì oggi ci sarebbe dovuto essere il De Ma, ha dovuto andare da una ditta a fare una consulenza. Grazie cari amici.